male essere la signora della villa, la villana. Messo? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Ho un appuntamento per vedere la villa, mi devo sposare. Ho parlato al telefono con il conte e appunto sono qui per vedere gli ultimi dettagli. Beh, dica a me. Il centro tavola, volevo un po' capire come farli, avere magari qualche consiglio. Per esempio, mai pensato per esempio a dei cactus? No, a dire la verità non ci avevamo pensato. Ma è originale come cosa, capito? C'è un cactus, che metterebbe mai un cactus al centro tavola? E invece noi lo facciamo, perché siamo così eredi di questa nobiltà, di questa conoscenza. Vede, guardi, deve vedere anche. Guardi, questo qui era un vescovo e quindi l'abbiamo messo lì. Una famiglia molto antica. Beh, ma immagino, certo, la nostra era una famiglia antichissima. Guardi, per esempio, vede anche lì abbiamo Marcel. Vede come assomiglia a Mozart, per esempio, vede? Poi abbiamo qui tutti i nostri quadri, le nostre cose, le nostre suppellettili. Poi guardi, ecco, se noi andiamo di qua, ecco, guardi questa sala, questa idea proprio della bellezza, dell'eleganza, anche della sobrietà. Venga, adesso le voglio fare vedere. Guardi, Jacopo, il mio bambino. Non le somiglia molto. No? No, però. Buongiorno. 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 Jacopo? Sì, sono io. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno, arrivederci, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Sua madre è davvero simpatica. Mia madre? Oh, non importa, non importa. Pensiamo al nostro matrimonio che è meglio. Ero qui per le nozze, il mio centro tavola. Certo, assolutamente rose. Abbiamo pensato a questo. Rose, bianche Va e bene, rose. va Venga, bene. venga. Grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno ancora. Buongiorno, c'è ospitalità qui per dormire questa notte? Sì, si può. Ma ci siamo già visti prima, noi? Sì, mi scusi, mi sono fatta prendere dalla situazione. Non importa. Benvenuta intanto. Certo che si può dormire. Prima di andare a vedere le camere, vuole vedere la casa Sì, intanto? grazie. Le faccio vedere la casa. Ma che venga. gentile! Si figuri. Oh là, un salone! Un tinello, un salottino. Il salottino delle feste. Però. È stata completamente affrescata nel Settecento, in onore di una ragazza, per un matrimonio. Per un matrimonio, naturalmente. Certo. Questa ragazza si chiamava Alessandra ed ecco perché i 4 affreschi delle pareti sono 4 momenti della vita di Alessandro Magno in suo onore. Il primo affresco della sala, infatti, ha proprio come tema un matrimonio, il matrimonio di Alessandro. Sì. Insieme a Rossane. L'asiatica. L'asiatica. L'altro momento riguarda un'altra donna, si chiamava Campaspe. Dicono la donna più bella d'Asia, la ragazza aveva 16 anni. Lui la incontra mentre conquista il Medio Oriente e allora chiede al pittore a pelle di farle un ritratto per poter avere proprio questa sua bellezza sempre con lui. E nell'istante in cui la vede lui è innamorato perso di lei. Infatti c'è Cupido. Infatti c'è Cupido accanto a lei che sta per colpirlo, tant'è che i due per poter stare vicini cosa potevano fare? L'unica cosa che poteva fare a pelle era dipingerla lentissimamente. Alessandro, dopo aver chiesto per tanto tempo, insomma, dov'è sto ritratto, entra nell'atelier. Beh, ma che cosa succede qua? Ma allora? certo. Lo hai fatto o non l'hai fatto? Capisce immediatamente che i due sono innamorati. Sì. Li lascia vivere insieme e si potranno amare per tutta la vita. Perché la bellezza di Campaspe e l'arte espressa da Apelle vanno oltre la sua eventuale debolezza. Sì, quindi no, va oltre se stesso. Oltre se stesso. Persino lui, Sì. che viene invece assunto in cielo Tra gli dei dell'Olimpo.